appena compiuto 75 anni, ma non li dimostra. Non stiamo parlando di un'arzilla vecchietta, ma della latteria di Conegliano. Un traguardo importante e prestigioso per una piccola cooperativa che può contare su una ventina di soci. Una latteria che produce formaggi di qualità superiore. Non a caso il formaggio imbriago della latteria di Conegliano è stato insignito con diversi premi all'ultimo Casius Veneti, la prestigiosa rassegna dei migliori formaggi regionali. Sentiamo il presidente di Latteria di Conegliano, Virgilio Bozzetto, che parla della qualità dei propri formaggi. Abbiamo vinto con il formaggio imbriago, è la punta d'orgoglio. Posso dire che l'ho rilanciato io negli anni 90 e adesso tanti lo fanno, però ci dà delle soddisfazioni. Abbiamo avuto questo premio come Caseus Veneto e poi abbiamo avuto anche una riconoscenza dall'ONAF come prodotto tipico, il migliore in assoluto. Questo vuol dire proprio una dedizione del casaro e di tutti i dipendenti che ci credono. Una forza, quella della latteria di Conegliano, che è anche la forza della piccola cooperazione. Il presidente di Aprolav, Terenzio Borga, sottolinea questo aspetto. La cooperazione comunque è un baluardo a difesa dei produttori e se nel Veneto orientale riusciamo in qualche maniera ad avere una remunerazione superiore del prezzo del latte, è proprio merito di queste realtà che comunque si confrontano quotidianamente col mercato di chi compra il latte a molti meno soldi dall'estero, di dubbia qualità, dubbia provenienza. Loro comunque danno una risposta al territorio e in questo momento, se questo territorio soffre meno di altri, è solamente per merito della buona cooperazione che negli anni si è instaurata. Il consigliere regionale Amedeo Gerolimetto spiega ai nostri microfoni quali sono le iniziative intraprese dalla Regione Veneto per sostenere le produzioni d'eccellenza regionali. A livello regionale sappiamo che abbiamo messo in capo proprio una stessa figura, cioè il mondo del turismo e dell'agricoltura, li abbiamo messi in capo uno stesso assessorato, proprio perché siamo profondamente convinti che i nostri prodotti di eccellenza, che purtroppo sempre più i paesi esteri cercano di imitare, ecco, sono dei prodotti straordinari che vanno abbinati e vanno sviluppati proprio con la presentazione e la promozione anche del territorio. Casatella Trevigiana DOP, formaggio Brigo lavorato al latte crudo, formaggio imbriago e tanti altri prodotti caseari di prima qualità possono essere acquistati direttamente presso la sede della latteria di Conegliano di Via Giunti 18 in località Collalbrigo. Un consiglio? Non lasciateveli scappare! Ed entriamo ancora in questo studio ideale dedicato a Caseus Veneti 2009, ma anche a Villa Emo e a tutto ciò che serve per promuovere il territorio, in questo caso partendo dai prodotti tipici. E siamo in compagnia del presidente di provincia di Treviso Leonardo Muraro e del sindaco di Vedelago Paolo Quaggiotto. Ecco, il presidente della provincia che ovviamente pensa sia alla promozione ma anche allo stato poi di queste aziende agricole che continuano a soffrire per delle dinamiche un po' contorte del mercato. Però diciamo che l'ordine di scuderia è: non mollate, non abbassate la guardia, l'eccellenza deve rimanere in casa nostra. Caseus Veneti significa aver portato qua tutti i formaggi del Veneto, significa anche però aver riconosciuto alla provincia di Treviso quella grande produzione di formaggi. Ricordo gli oltre 900 allevamenti di vacche nel nostro territorio, per cui vacche da latte. Ricordo i 1.800.000 quintali di latte prodotti che poi vengono trasformati in formaggi di qualità dove è garantita la tracciabilità, formaggi dal bastardo, dal morlacco del Grappa, dal Monte Cesen, dal formaggio imbriago, per non parlare poi della casatella denominazione di origine protetta. Sono tutti formaggi che hanno qualità e soprattutto garantiscono al consumatore la tracciabilità dalla stalla, dalla vacca fino al piatto dove viene consumato. Dopo aver superato lo champagne vogliamo superare anche i formaggi francesi all'interno dell'Europa ma del pianeta intero. Sindaco, il territorio di Vedelago è uno tra i più rurali, agricoli, con una grande estensione e ci sono molte aziende che fanno un'ottima agricoltura. Assolutamente, questo è vero. Noi abbiamo diversi allevamenti nel nostro territorio comunale, soprattutto sulla parte nord. Voi sapete che sulla parte sud del comune di Vedelago c'è l'area del parco, quindi è un'area per gran parte della superficie protetta. Noi abbiamo una presenza di aziende strutturate sul lato nord del nostro comune, ne abbiamo diverse dove che molte producono anche latte. Abbiamo molti allevamenti da carne, ma io credo che una particolare attenzione ci voglia rispetto a questi produttori, perché nel momento in cui vanno a conferire ovviamente devono competere con i
con i prodotti di importazione e purtroppo qua ecco, è un momento piuttosto delicato e noi chiediamo soprattutto a chi ha la possibilità di incidere su questo passaggio di intervenire a sostegno delle nostre aziende. Grazie Sindaco, dicevamo quindi un momento delicato dall'Osservatorio Provinciale, Presidente? Noi ci stiamo muovendo assieme al vice governatore della regione del Veneto Franco Manzato, ma soprattutto al nostro ministro Luca Zaia, affinché il mondo dell'agricoltura, che attesta quei valori di tradizione, di cultura della trevigianità, abbiano la riconoscenza di un giusto valore del prodotto che viene realizzato, e su questo noi faremo le nostre battaglie. Allora, io vi ringrazio davvero della partecipazione, grazie a Muraro, grazie a Acquagiotto. Noi siamo arrivati alle conclusioni di questa puntata di Cronache Trevigiane, che tornerà come sempre, stesso orario, stessa televisione, la prossima settimana. Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image.